we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, benvenuti nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè, che oggi, come vedete, è colorato e profumato da questi fiori meravigliosi che ho qui vicino a me tra le braccia. Fiori che mi hanno portato le due amiche ospiti di oggi, che tra un po' vi presento. Ma prima di tutto voglio dirvi che oggi per me è una puntata speciale, perché appunto ho pensato di invitare queste due amiche a ridosso anche della festa della donna. Sono due amiche nella vita e devo dire anche due amiche mie, perché mi seguono con affetto, ho avuto modo di incontrarle in altre occasioni e di apprezzarle. Sono due persone stupende e sono davvero felice di averle qui oggi. Allora ve le presento. Abbiamo qui alla mia destra Rosanna Perozzo, poetessa e scrittrice. Benvenuta Rosanna. Grazie Damiana. E la nostra Linda Bottega, che è una cantante simpaticissima, bravissima, con una voce stupenda, e oggi ci delizierà con le sue canzoni, magari non dal vivo perché insomma c'è un po' di emozione, Sì. ma ascolteremo due addirittura canzoni del tuo bellissimo CD. Grazie Damiana. Allora, appoggio questi fiori, sono profumatissimi, Sì, mi sì. inebriano, io davvero vi ringrazio di questo omaggio Sì. floreale, li metto qui vicino a me. E cominciamo la nostra chiacchierata. Allora, siete contente di essere qua? Certo. Vi avevo detto che vi Molto, avrei invitate, finalmente siamo riuscite a combinare il nostro incontro. Vi faccio questa intervista insieme perché, l'ho detto, siete prima di tutto anche amiche nella vita, no? Certo. E allora siamo quasi vicino all'8 marzo, mancano 4 giorni e ho pensato davvero di intitolare anche l'intervista di oggi La forza delle donne, storie di due amiche tra musica e poesia. Perché adesso nell'intervista emergerà anche la vostra viva voce, il vostro racconto. Siete amiche, siete legate da questa amicizia e anche da una grande passione. La nostra Rosanna per la poesia e la musica in particolare, e Linda per la musica. Volevo sottolineare questo, cioè la forza che queste vostre passioni vi ha dato anche in momenti difficili e dolorosi, vero, della vostra vita. Adesso ognuna nel modo in cui preferirà ci racconterà anche qualcosa di sé, io di questo già vi ringrazio. Allora, chi vuole cominciare? Cominciamo con la nostra Linda. Allora dai, che ha sempre un sorriso contagioso. Un po' di emozione. Sei emozionata? Sì. Ma no, dai, già ci conosciamo, siamo... Niente, cosa devo dire? Allora, raccontami un po'. Intanto salutiamo, che sono qui i Saluto- vostri gentili anche mariti che vi hanno Certo, accompagnato, che che sono sono là, anche loro sì, sì. degli affezionati Sì, sì. telespettatori. Sono tutti e Orfeo, due dei vero? tesori. È Orfeo e tuo E Renato. marito. E Renato. Renato, Allora, vi hanno accompagnato qui. Io davvero sono anche un po' emozionata perché non lo dico per piaggeria, come si dice, però mi seguite con affetto, siete Sì, sì. proprio affezionati telespettatori di Chiacchiere e Caffè, e quindi volevo fare anche una carrambata un pochino, Sì, no? sì, Vedi, sì. dal video, Sì, dai sì. salotti di casa, Sì, siete sì, venute sì, proprio sì. nel salottino Sì, qua sì. di Telechiara, Sì, e sì. spero appunto che siate assolutamente a vostro agio, sentitevi come a casa vostra. Allora Linda, cominciamo da te. Sì. Tu hai questa voce meravigliosa, Sì. davvero, Grazie. fin da bambina hai amato Ah, cantare, ecco, vero? allora io devo dire che penso ancora prima di parlare io ho cantato. Addirittura, cioè Ero tu sei nata, i tuoi vagiti erano in piccolo, musica. no, i vagiti no, ma 2 o 3 anni io ho cominciato a cantare. Allora, intanto Una diciamo di dove passione. sei tu. Io sono nata a Treviso. Ecco, trevigiana, poi trapiantata, trasferita a Trevigiana e poi Mestre. travisata, sì che ti dirò il perché. Sì? Allora il mio papà, e lo devo tirare in ballo, perché il mio Certo. papà ai miei tempi non c'era la televisione e alla sera mi metteva in braccio e mi spiegava delle opere, della musica. Ah, quindi è una passione proprio del Sì, papà ma non anche. solo di quelli, cercava di spiegarmi anche le cose del mondo, spiegandole sempre in una maniera Coccolandoti insieme. coccolandomi. E così sono passati gli anni, sono arrivata a 12-13 anni, sempre appassionata di musica, cantavo in chiesa, cantavo nei teatrini della parrocchia. Abbiamo anche E- delle foto, magari ecco, mentre sì, parli, sì. così dopo passiamo anche alla E, nostra Rosanna, il regista è ci venuto manda in onda le un foto. giorno che
Ho letto io nel Gazzettino che facevano un concorso di voci nuove. Ah, A quel tempo era una novità. come adesso il Grande Fratello. Ah, però, quindi è Allora un'occasione io, unica. papà, Ecco, vediamo questa ecco bellissima, questa qua linda bottega da ero ragazza. all'oratorio Eri una dai ragazzina qui, bambini vero? e Una qui avevo bambina. 12 anni. Avevi, guarda, eri già impostata come un usignolo, Sì, 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 vedi, sì, col mento alto, il naso sì, sì, all'insù, il microfono, e tra sì, l'altro una sì, foto bellissima. Non ne sì. hai molte purtroppo, vero? E dopo Purtroppo ci spiegherò. dirai anche perché, dai, oggi facciamo una bella E chiacchierata. allora ho detto papà, io voglio partecipare a questo concorso. Quanto bella sei, scusate, io Eh, sono rapita da questa Allora, immagine. questo era il cartellone che mettevano quando io andavo a cantare. Ah, ecco, da vera diva, La no? cantante che Quasi una Rita sorride. Hayworth degli anni Eh, 50. sì. Bellissima, E complimenti. pochi ricordi ho purtroppo. E allora Pochi sono ricordi in in fotografia, perché ti fotografia, sì, sono state bruciate, ma vero? tanti dentro di Tanti dentro di me. te, esatto. Qui siamo, Ecco, cos'è, un'orchestra? Proprio sei tu che questa è canti. proprio la prima volta La tua prima volta in in un orchestra, al concerto, diciamo. Teatro Comunale di Treviso, il papà mi ha portato Mhm. e c'erano un sacco di persone. Che Il maestro emozione. provava, era freddo, Mhm. era gennaio. A un certo punto il maestro mi guarda e dice in trevigiano, lo devo Mhm. dire proprio così: Dillo. cosa sei che fa sta cea qua? Fastacea cosa vuol dire? Giovane, Ah, una sta bambina, una bambina in putina. trevigiano cea. Ah. E mio papà si alza e le dico: non si preoccupi maestro, questa è mia figlia ed è con me. Senta un Allora po' che voce che ha. dice, allora lui guarda l'ora, dice sì, dice signore, ma sono le 11, dai vieni qua, fammi sentire cosa canti. E io mi sono avvicinata, ho cantato una canzone, Mhm. a mezzanotte va, e sono diventata la sua cantante. Ha visto da un iniziale scetticismo, anche lui è stato rapito dalla tua voce Poi abbiamo provato per meravigliosa, 3 mesi e quello era il debutto. Sono stata emozionante. l'unica che ha cantato 2 canzoni. Però è come oggi sentiremo Ecco, due tue sì, sì. bellissime E canzoni da perché là è partita la mia, diciamo, carriera. Si chiamava Arte Varia a quei ecco, scusa, tempi. vediamo anche qui una tua foto con il mitico Questa Lino Banfi, invece eh? è l'ultimo mio... Abbiamo visto il primo e Sì, quindi e anche questo è l'ultimo. l'ultimo con Lino Banfi a Caorle. Però allora Lino Banfi, mattatore Ah, guarda, fantastico è del una teatro, del persona cinema. squisita. Ho avuto modo anch'io, devo dire, di Sì, sì, incontrarlo. com'è è così. E devo dire che non per dargli della persona di una Sì, certa età, sì, però a suo tempo gli avevo detto, Carolino, lei mi ricorda moltissimo mio nonno, sì, ma non per dire sì, che sì, sì, insomma aveva sì, sì, superato l'età giovane, sì, sì, perché davvero mio nonno aveva un viso e anche la che pelata, devo somiglia, dire, gli sì, sì, assomigliava tantissimo, sì, quindi ho sì, provato un affetto immediato sì, sì, per sì, lui appena l'ho sì, visto, sì. no? Altra grande emozione allora della tua vita con Lino Banfi. Beh, questa sarebbe stata l'ultima. Sì, però un bel Poi io ricordo, dai, ho anche quello. continuato, diciamo, come prima, andavamo per il cinema, per gli orfanotrofi, I tour, per come i le cantanti veri e prigioni, propri, certo. per le case di cura, dappertutto Dappertutto la andavamo. musica ti ha portato Ecco, e ovunque e con ti ha dato l'orchestra, con tanto. l'orchestra. E naturalmente delle volte trovavamo freddo, non c'erano i microfoni, io dovevo parlare, cantare in diretta così. Però, E a 17 anni e mezzo mm, ho perso la voce. addirittura Eh, perché lo sforzo eccessivo ti ha fatto andare via la allora voce. mio padre, che non, non voleva, Mm, mi ha portato da un fonografo, si chiamavano al allora, tempo. al tempo, a Padova. Lui mi ha visitato Mm, e mi ha detto: mi dispiace signorina, ma lei non potrà più cantare. Io ho detto: mamma mia, cosa? che dolore. No, dice l'opera. Ho detto: ma io non canto le opere, Ah, io canto canzonette classici napoletani. sì. Ah no, allora quello sì. E quindi ha proseguito lì. E Era. però ho detto: lei deve stare in silenzio un mese. Mamma mia, sembrava una punizione del Per silenzio. me sì, ma era così. E l'hai fatto, però L'ho dopo la voce ti è fatto, tornata. però Io ti nel ho... frattempo Mm. sono andata a ballare, che facevano i tè danzanti dalle Beh, 4 questo è bello, però alle fa parte 8. anche della tua natura vivace, Però là ho conosciuto quella persona, il tuo ex il marito. mio ex marito. Mi sono innamorata, ha Un cominciato periodo il periodo. bruttissimo della tua vita, in Lui mi ha realtà. detto: guarda, o me O la o il musica. canto. E io, 18 anni,
troppo giovane forse Purtroppo, per essere lucida, hai scelto lui. purtroppo, Allora, ti fermo su questa parentesi meglio. anche della tua vita che rende conto di quanto la musica ti ha aiutato. Dopo ci Tantissimo, racconterai ancora, vero, comunque tantissimo, qualcosa di questo momento tantissimo. doloroso. Sì, sì, Passo la parola alla nostra Rosanna, sì, perché appunto volevo sottolineare questo, che è un po' il collante anche della vostra sì, ospitata sì, sì. insieme, no? Siete amiche nella vita. Intanto Rosanna, raccontami come vi siete conosciute allora tu e la nostra Linda, no? Ci siamo conosciute negli anni 90, Quindi è una bella amicizia che dura sì, da tempo. negli anni 90 a Treviso, alla Mhm. casa di Carraresi, perché io la presentavo allora il mio terzo libro, dopo settembre, Mhm. e, e così per telefono ci eravamo così parlate e C'era lei, stato un feeling sì, telefonico. sì, sì, perché mi aveva sentito per radio, perché io trasmettevo già Ecco, diciamo che allora. tu conduci un bellissimo programma radiofonico Sì, su Radio Cooperativa, radio vero Consiglia Padova? cooperativa, sì, Si chiama Pensieri e Parole, un certo, programma culturale. sì, Però prima che continui, cara Rosanna, voglio presentarti a dovere perché amici che ci state seguendo, spero tantissimi, abbiamo qui seduta davvero una grandissima poetessa. Lei è una persona umile, non si vuole mai lodare più di tanto, però è un dovere per me ed è giusto perché è un fatto di cronaca. Rosanna Perozzo è una poetessa che è stimata davvero a livello internazionale, ha vinto più di 200 rassegne di poesia, ha partecipato davvero a tantissimi concorsi ed è anche una grande scrittrice, quindi io sono davvero onorata di averti qui. grazie. Abbiamo due grandi artiste, una per la musica e una per la poesia, che sono amiche, quindi è una puntata un po' particolare, anche spero originale perché così non l'ho mai fatta, quindi mi fa piacere davvero anche cimentarmi in questo esperimento che è un po' una carrambata, che però vuole rendere conto della forza delle donne. Ci tengo a sottolinearlo perché avete alle vostre spalle storie di grande forza che avete dimostrato, di amicizia e anche di talento. Quindi Rosanna, prosegui, poi presentiamo il tuo bellissimo libro. Sì, no, beh, ecco, per quanto riguarda Mhm. l'amicizia è questa, insomma, l'incontro primo. E poi E, vi siete incontrate però dal vivo, no? A sì, certo, a Treviso, giusto? Treviso, certo, e abbiamo continuato, diciamo, perché lei è un'ascoltatrice appunto della mia trasmissione, così. Certo, Linda è Mm, molto vivace culturalmente, anche tra musica, danza, sì. teatro No, no. e poesia, è una molto curiosa, vero? Sì, sì. Per quanto mi riguarda invece come ho iniziato, io scrivevo da ragazzina, da Infatti bambina. vedo qui fin da bambina, Sì, vero? sì. Poi nell'85 sono uscite le tue prime liriche pubblicate nell'antologia Poeti in Piazza, mentre il tuo Sì, primo libro si chiama Rosso Verde, edizioni Clessidra di Abano Terme, esce nell'87. Quindi sì. c'è una grande precocità in te da questo punto di Sì, vista. diciamo che scrivevo pensierini da ragazzina, Mhm. dopo ho tralasciato perché non ero creduta dalle amiche a scuola, Sempre diciamo. invidiose le amiche, Sì, ero diciamo la molto io verità. timida e così non avevo la forza di affrontare, Di diciamo, venderti le anche. persone, le Mm, ragazzine che avevano più chiacchiera, diciamo, tra virgolette, di certo, me, quindi ero molto restia, molto. E defilata. addirittura io tante volte rinunciavo ad andare anche a scuola, così partivo con la mia cartella, però mi sedevo lungo i fossi, Mm. restavo lì da sola a scrivere. Vedi, eri ipersensibile Sì, probabilmente, e quindi il dopo, branco non ti riconosceva. sì. Dopo quando andavo a scuola, i maestri invece di sgridarmi mi lodavano per questo. E le amiche ti invidiavano ancora Sì, di più. Il mi davano circolo... anche le botte. Mamma mia, che Quindi mia mamma carognette. poi doveva andare per le case a dire, Mm. perché ero molto minuta, non ero come adesso. Ero Sì, proprio eri molto esile, magra, fragile. molto timida, quindi ero un po' indifesa, La mamma ha diciamo, fatto la disarmata. leonessa, no? È andata a Sì, diceva difenderti. lasciatela un po' stare. Poverina, d'altronde cosa facevi di male? Sì, era Vedi, se così, sei buono ti insomma. tirano le pietre, cantava qualcuno. Ecco. Se sei brutto ti tirano le pietre, comunque Sì, te le sì. tirano sempre. Comunque era così la storia. E poi invece per caso ho ricominciato più tardi, Mhm. diciamo così, casualmente, tramite A una persona, scrivere. sì, una persona che mi aveva scritto così dei versi una Mhm. sera e io mi sono ricordata, ho detto guarda che anch'io da ragazzina scrivevo, allora questa persona ha detto ma lo devi continuare. Coltivare questo E quindi è talento. iniziato poi con le radio private, così è iniziata questa mia storia, per fortuna, questo gran dono insomma, che il Signore mi ha mandato perché veramente
io lo reputo così. È un dono, però Un ci dono. tengo a dirlo, un dono riconosciuto, un talento davvero stimato e apprezzato da grandissimi poeti intellettuali, perché ci sono persone, ed è bellissimo comunque, che scrivono in modo amatoriale Sì. e il risultato è sicuramente apprezzabile, però da lì a vincere premi della critica, concorsi di poesia, cioè stiamo parlando di un altro livello, tengo a sottolinearlo, non sei Grazie, una poetessa che è passata di qui per caso. grazie, Io no, beh, vedo qui davvero, mi fa piacere, cito giusto qualche riconoscimento, vedo qui, i tuoi poemetti e poesie fanno parte di centinaia di antologie e molte riviste letterarie. Nel corso della tua attività poetica i quotidiani più volte hanno parlato di te. Sono circa 200 i premi e riconoscimenti ricevuti, da cui emergono molti primi premi presieduti alle varie giurie da importanti nomi della cultura nazionale. Ne faccio alcuni: Franco Loi, Bino Rebellato, Manlio Cortelazzo, Mario Stefani, Ugo Stefanutti, Vera Slepoi, Gian Antonio Cibotto, Bruno Agrimi, ma poi tantissimi. Vedo qui sei sì. stata intervistata da Michele Mirabella, Gigi Marzullo, Gigi Sammarchi, padre Raniero Cantalamessa, Silvio Ramat, Moreno Morello. Moreno Morello perché ricordiamo, Sì, è giusto e doveroso, che sei anche amica, apprezzata anche da Walter Basso, che è sì, l'editore, anche nostro di amico, questo libro, sì. partner di Moreno Morello a Striscia la Notizia e moltissime gag, e poi appunto editore per Scantabauchi, ma in questa linea, in questa veste grafica, Editori del Veneto. Ti ha pubblicato appunto Walter Basso questa bellissima raccolta di poesie che è Lo tsunami sopra il cuore. Più che una raccolta di poesie è proprio quasi un romanzo in poesia di una tua Sì, esperienza, un vero? poema, sì. Un poema, una tua Un poema. esperienza dolorosissima che ha segnato la tua vita e di cui poi mi racconterai, che è il tuo carcinoma, vero, Sì, al seno. sì. Sei stata operata di recente, vero, nel Nel 2000, nel 2008. Sono 3 2008. anni, no, proprio di recente, sono Sì, però passati. insomma non è 20 anni fa, No, voglio no, ma voglio dire. dire che per me sono tanti, 3 anni, cioè Sì, è vero, vedi vuol dire molto. come cambia la percezione del tempo. Per me Sì, erano sì, relativamente pochi, per te è una conquista è proprio in questo questi tre mese, tre anni. anni fa. Beh, allora davvero un'occasione in più per 26, questo festeggiare. 26 che batte ultimamente, diciamo, Brava, con le... hai ricordato una data purtroppo infausta Sì, per la piccola Iara, forse, in sì, cui è anche stato per la recuperato il Sara, corpo. sempre 26. E la Il Sara, 26 agosto, la Sara, e la no, Iara, scusa, la Sara chi? la Sara è la ragazzina che è stata uccisa. Ma la Federica Squarise, No, forse? no, Ah no, la Sara, l'altra no. come si chiama? La Sara, oddio, Sì, non mi viene in mente, quella che è stata uccisa dallo dallo zio, La zio, dicono. Sara la Sara Scazzi, la Scazzi, Sara scusa, Scazzi. mi giusto. sfuggiva. Sì, sì, No, no, Sara avevo Scazzi, associato sì, sì. perché c'era anche sì, il sì. discorso Sì, della lei il Federica Squarisi. 26 agosto, Ah, quindi la dici che Iara il questa 26 data infausta. novembre, e poi è stata ritrovata l'altro giorno, che era il E 26 tu il 26 invece avevi subito il tuo marzo. Sì. intervento, il 26 Sì, marzo, ma non quindi c'entra niente, sono, no, voglio no, dire. però vabbè, Ma, chi può credere anche nella siccome io cabala o penso nei molto e numeri, faccio hai molti ricollegato, collegamenti, sì. vero? Un numero un po' È particolare, questo dici? 26 così, Beh, insomma. insomma, quindi 3 anni sono una conquista quando si Sì, sì, arriva, sì, vero, sì, spero a un insomma, risultato perché... così. E quindi- quindi torniamo alla tua poesia, alla tua arte, no? Questo talento. Tengo appunto a sottolineare che è un dono, come dicevi tu, un dono del Signore, però nello stesso tempo l'hai anche coltivato, c'è una sì, tecnica, hai studiato anche, viene riconosciuta una stupenda ritmicità, no? Anche ai tuoi sì, versi, alle tue beh, poesie. più che altro ho frequentato e frequento Mhm. tuttora varie associazioni dove sono iscritta, Vedo vari qui. gruppi, quindi c'è un Gruppo Poesia discorso, Comunità di Mestre, sì, questo, Unione Cattolica Artisti Italiani UCAI di Padova, UCAI, sì, UCAI, Club degli Scrittori Aponensi di Abano Terme, l'Associazione Culturale Club Vecchia Padova. Poi sei socio onorario del gruppo Artisti della Saccisica di Piove di Sacco e del gruppo Amici della Poesia della città di Chioggia, Venezia. sì. Insomma, sei davvero a livello di poesia, di vivacità culturale, insomma, associata a moltissimi gruppi. Sì, 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 perché tutti i giorni, cioè la poesia vive, la frequento tutti i giorni, appunto in questo senso, e anche a casa, voglio dire, non manca mai, insomma, è È la tua sempre compagna di presente. vita, Sì, no? E sì, ti ha sì. aiutato moltissimo anche nel Sì, momento più doloroso della sì, tua sì, vita, sì. vero? Hai ripreso a scrivere, questo libro è un po' il frutto anche di questo tuo Sì, diciamo che la momento poesia ha drammatico. risolto varie volte, diciamo, i problemi che sono
sì, che hanno fatto parte della mia vita, e in questo caso più degli altri appunto mi è servita tantissimo, perché cioè, come dire, prendere in mano il dolore, Ti ha la permesso di paura, esorcizzarlo. sì, e di adoperarlo proprio attraverso la parola e di buttarlo sulla carta, E la tirarlo fuori, scrittura, e certo. diventa veramente un È aiuto. una terapia, d'altronde anche molti Sì, sì, medici sì, lo lo consigliano davvero come consigliano, ecco. terapia di scrivere un diario, Certo, di l'hai annotare i propri... sentito anche tu, Sì, sì, allora l'ho sì. sentito, Sì, davvero, sì, non sì. è un modo di dire, Sì, sì, insomma. sì, sì, è proprio così. Anche perché io per un anno, quasi per un anno, Mhm. avevo tenuto tutto segreto. Cioè non avevi detto a nessuno della tua malattia? Stavo appunto rischiando di... No, è impossibile vivere con E un peso perché così. non l'avevo accettato, siccome io anni fa è mancata un'amica che io l'ho seguita fino alla fine Mm. e ho seguito tutto il suo calvario, e praticamente avevo giurato a me stessa che se fosse successo a me non avrei accettato tutto quel calvario, però mi sarei lasciata andare, e per un anno l'ho fatto. Cioè ti stavi lasciando andare. Sì, perché non ero capace di affrontarlo. Però poi ce l'hai Poi fatta, è scattato invece qualcosa. sì, sì. E poi allora è uscito proprio Questa apertamente, cioè questa forza che appunto tengo a sì, sottolineare oggi, proprio anche con la vostra presenza e la vostra testimonianza. Allora vorrei, prima che il tempo scorra sempre tiranno, sì, dico, no? sì, Vorrei che mi leggessi tu un sì. paio di tue poesie e ascoltare poi anche la bellissima voce di Linda. Allora andiamo Grazie. come preferite. Rosanna, visto che ha la parola, adesso ci puoi leggere tu qualche Leggo la passo, poesia, certo, sì. delle tue poesie e poi ci godiamo la nostra Linda. Ora leggo questa che Ecco, è tu sei la... anche lettrice, appunto, tra l'altro in moltissimi appuntamenti culturali, no, del territorio, quindi sei la persona anche più indicata per leggere. Sì, le poesie non hanno titolo, naturalmente hanno Mhm. dei numeri perché sono 25 pezzi, diciamo. Ecco, c'è un'introduzione di un altro grande intellettuale, vero che è Stefano Sì, Valentini della Nuova Tribuna Letteraria, quindi certo, anche lui sì. E poi elogia moltissimo il tuo lavoro, c'è anche un saggio mhm, di il professor Adeodato Nicolai Piazza. quindi altro grandissimo, Sì, insomma, della e, cultura. sì, e questa porta il numero 4, diciamo, Mhm. questa poesia, ed è proprio quando, ancora prima dell'intervento, quando io frequentavo, cioè, perché la fede c'era anche prima, ma in questi frangenti, diciamo, quando succedono queste cose, se non hai la fede è finita, insomma. Certo. E quindi la chiesa, appunto la chiesetta del padre Leopoldo, Mm. è stata un po', diciamo, È uno dei tuoi santi un, che mie- consideri un mio protettori, luogo, vero? sì. A salpare perseverando io m'accingo sulle ore piantate ad una negli asfalti, tra biancori d'ospedali, nell'argilla d'una chiesa, sublime terracotta dove i frati delle grazie hanno per cielo travi e lumi, tra i gigli e gli ex voto, Leopoldo a braccia tese, occhi schiusi piccolissimi, raccolgono da sempre i gemiti dell'uomo, poiché scolpiti stanno tra la terra e Dio. Tradire alcuno qui non puoi. Tremori candidi portano il buon intento della casa che consola, con rumori di preghiere. Sincere giaculatorie escono fittissime, posano sulle orbite del cielo. Il mondo è ai piedi di tutti i santi. Loro stanno vivi ad incontrarci, solo loro muovono la voce stretta dentro. Li accompagna la selva della storia, li segue tra le pagine divine, astri mobili, a frangere le tenebre, a darci conoscenza di te, o Signore. E tu allora, subito in questi altari, a scrivere il dolore con l'inchiostro, oro sole, a posare misericordie sopra il ghiaccio, purificato dal fuoco di Francesco. Eppure, mio Signore, questo mese sa d'avermi con forti sintomi d'angoscia, un subuglio di parole singhiozzanti, un verdetto dato a stento da chi è costretto a deformare qualche evento. Ma ugualmente vuole il cuore
appoggiare uno spigolo di vita, vuole stringere il destino come un figlio retto da morte a morte con impegno. Ecco Cosa questa. dire? Io non mi permetto neanche di fare un commento se non dire che mi ha emozionato, che è bellissima. Insomma, non lo dico Grazie. io, lo dicono fior fiore di intellettuali, che sei una poetessa dotata di grandissima sensibilità e talento. Ecco, questo è riconosciuto a livello, oserei dire, internazionale, perché hai ricevuto applausi anche da scrittori e poeti stranieri, Ti dai. ringrazio, sei troppo buona. No, no, è la verità, io leggo tutto qui nero su bianco, non mi sto inventando nulla, che dopo mi dicono che magari appunto sono troppo buona, ma non è così. Addirittura il grande poeta russo o ceco, russo, Eugeni Evtushenko, ti ha dedicato questo verso: a Rosanna Perozzo, la più bella poetessa del mondo. Beh, Bella dentro e bella fuori, ovviamente, quindi mi sembrava doveroso ricordare anche questo. Siamo era... arrivati, cara Rosanna, vedi il lampeggio, alla pausa pubblicitaria. Come Sì. vedete il tempo vola, qui quando Vola, ci si sì, siede sì. qua si pensa che non passi più, poi passa È vero, è subito. vero. Lo È so. vero, Linda. Mm. Allora, facciamo lo stacchetto pubblicitario, ma sarete con me anche nella seconda parte per un altro quarto d'ora Sì, abbondante, sì, quindi riusciamo ancora ad approfondire, a sentire le vostre storie veramente emozionanti e toccanti. sì, sì. Amici, come avete sentito, piccolissimo stacchetto pubblicitario, ma mi raccomando, vi aspetto sempre qui in compagnia delle nostre amiche per parlare di storie di donne forti, sensibili e bellissime. A tra poco. Eccoci cari amici, siamo sempre qui nel nostro bellissimo salottino di Chiacchiere e Caffè con due amiche speciali. Ve l'ho detto prima, per chi si è collegato ora ve le ripresento, sono due amiche loro nella vita, ma posso dire davvero anche mie, perché mi seguono con affetto e ho avuto davvero piacere di ospitarle oggi a raccontare le loro storie di donne, storie toccanti, coinvolgenti e anche di passione per quello che loro amano di più nella vita. Linda la musica e Rosanna la poesia e la scrittura. Appunto abbiamo alla mia destra Rosanna Perozzo, poetessa e scrittrice di fama davvero nazionale e internazionale, un talento riconosciuto da grandi intellettuali, e qui sempre con noi Linda Bottega, cantante con una voce stupenda da usignolo, e tra un po' Grazie. sentiremo due canzoni bellissime con la voce appunto di Linda. Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata. Prima della pubblicità Rosanna Perozzo ci ha letto una sua poesia. Vuoi leggercene un'altra, Rosanna? Tratta, Va lo bene. dico e lo dimostro, dal bellissimo libro che hai scritto, Lo tsunami sopra il cuore, ecco, edito da Editori del Veneto, trattino edizione Scantabauchi, diciamo è la casa editrice del grande Walter Basso, che salutiamo, ed è il libro che hai scritto dopo uno dei momenti più difficili, e quindi per quello oggi mi fa piacere parlare della Mentre forza proprio, delle donne, mentre mentre vivevo, sì. vivevi il percorso appunto doloroso della tua malattia a causa di un carcinoma maligno al seno. Allora prego Rosanna. Sì, questa poesia porta il numero 6 ed è proprio il giorno, diciamo, dell'intervento, cioè quello che ho provato prima Certo, di subire, cioè prima dell'anestesia e dopo proprio quando mi prima sono di entrare in sala risvegliata. operatoria. Sì, sì, sì. Feconda è l'irruenza di questo giorno 26. Marzo m'ha introdotta nel suo diario, vestendomi di viole e di terrore. Sgorgano preghiere dai casali delle grandini, dove una agguerrita primavera calza involontariamente un presagio frastagliato. Il chirurgo per telefono è stato perentorio. Signora, dalla sua casa ha tempo una mezz'ora per entrare in sala tagliaseni. Dunque, sono il frutto di un evento calato interamente a precipizio. Ma accorgo appena d'esser viva. Ecco, sono lo zigomo d'un angelo appoggiato al bianchissimo lenzuolo. Ora tengo il rischio di non più esistere. Io, piccola terrena, tento d'accettarmi derubata come non mai. Trascino qualche tratto di pensiero, ove incontro e temo la dottrina del dolore, il pungente suo concetto. È mio compito calarmi nel sonno non voluto e fare dell'incoscienza l'addio al mio seno amato. Poi, sul volto,
Una lacrima solitaria m'avverte che nuovamente io sono. Sono la forma d'una donna, seppure mutilata, presa in croce, a darmi il livido profondo, la storpiatura che il cuore abbevera d'acido infernale. Muti tutti gli arti, tutti. Commettessi io l'errore di non ricevere le agitatissime speranze, potrei subire l'invasione ossessiva di folletti turbolenti, pronti sempre a falciarmi l'esistenza. Ma ancora, con fatica, s'accendono le pupille, care amiche, mie finestre, sulle finestre d'ospedale, a ridirmi gli infiniti ruoli della vita. Rammento ora la mia assenza e con tremore mi domando, sarà poi così la morte? Il nulla mai raccontato da noi addormentati, noi tracce fragilissime, volubili, più della pioggia che ci ha redente. Chissà, mio Dio, chissà. Per adesso mi è indispensabile il risveglio con i miei santi appresso, quali fiori silenziosi ad odorare i miei muscoli dolenti. Un ingovernabile tormento smuove l'onda del ritorno, sbatte sui metalli del mio petto, seppure covo il senso di scalare a vento spento, più semplice, il domani. Questo è perché mi ero un po'... Emozionante. Cioè, dopo tutto mi ero liberata da questa bestia, diciamo. Sì, E ma quindi ecco, ti avevo vedo, la speranza che il domani fosse più semplice. ecco, la C'è speranza non ti ha sempre la abbandonato. speranza, oltre a tanta religiosità in Che questo. traspare dai tuoi Sì. versi e poi traspare anche questo non nascondere, comunque anche la realtà, cioè quando Certo. parli della sala tagliaseni, insomma Sì, come ha sì. sottolineato bene Beh, qui nell'introduzione ho Stefano Gale. esagerato, non è che il No, medico mi abbia detto proprio la taglia, no, però è una però è sana un po' di oro, sì, provocazione, una capito? In provocazione un che ho. momento della vita così Sì, sì, particolare, doloroso, dove non fai sconti comunque da un no, lato alla realtà, dall'altro insomma anche sì, sì. a un gergo, a un modo di parlare che descrive assolutamente quello che hai sentito, quello che hai Sì, sì, vissuto. ma poi è vero, proprio questo mezz'ora prima mi ha chiamata di andare subito a fare Sì, sì, l'intervento, certo, è cioè come se io fosse stavo in un pulendo ufficio la casa, postale, no? ho Quasi. detto non posso finire un po' che stavo facendo dei lavori in casa. No, no signora, deve subito, fra un mezz'ora io la faccio l'intervento. È proprio vero, voglio dire, non Mamma è che... mia, quindi... che adrenalina, che paura, Eh insomma, sì, sicuramente. sì, sì, ma Però dai, è speriamo appunto così. il 26 marzo, sono 3 anni, noi ti vediamo qui, comunque bella, sempre così Speriamo. sensibile, una donna stupenda, davvero. Grazie. Allora, torniamo adesso anche alla nostra Linda. Linda, anche tu hai tra le mani una poesia, dopo sentiamo le tue canzoni, però non voglio dimenticarmi che anche tu hai Dopo scritto lo dirò perché non so una se ho poesia per tua tempo. nipote. Allora io, lasciando perdere quel vuoto, No, allora lo eravamo rimasti lasciamo. a questi 28 anni col Ecco, tuo ex marito che ti ha fatto purtroppo tribolare le pene io lo dell'inferno. considero che era malato. Ecco, Sì, perché voglio chiamarlo purtroppo così aveva una adesso, dipendenza, ecco, vero, perché una dipendenza malgrado particolare. tutto è il padre dei miei due figli, dunque io ho Certo. Valentina Mhm. e Daniele. E E adesso hai anche poi dei nipoti, ho vero? Quindi, 2 nipoti di 10 anni e mezzo, mhm. Mauro e Luca, e Alberto Tutti e maschietti. Serena, Ah, ecco, anche l'unica, Serena, l'unica femminuccia, che perché però nascono tutte molto bambine. affettuosi, perché Alberto quando vado a casa sua sa che sono piccola e Mhm. ora si abbassa e mi dà da baciare i riccioloni. E noi piccoline Eh, comportiamo questo, che te gli non alti si sei devono piccola. E la abbassare. mia Serena Mm. eh, è tutto per me. Cara. Lei mi dice ti amo nonna, Ma tu sei amabile, no? Perché ti basta amo guardarti nonna. questo sempre sorriso pacioso, Ecco, sorridente. così. E tu le hai E, dedicato questa poesia, e allora? ho dedicato questa poesia che così, perché io con la Rosanna le telefonavo, vero Rosanna, e cercavo in qualche modo di dire anch'io delle Quello che poesie, sentivi. mai le sue perché Ma no, tu da avevo amatrice, e ho tuttora un grande rispetto per lei, certo, lo che lei è merita. bravissima,
non Sì, c'è, ma infatti non l'ho c'è niente detto, da è dire. riconosciuta come una grandissima poetessa, Ecco, non è che lo sto dicendo è io qui. umile, come hai detto te, Sì, perché non la si vedi. gasa, non si dà le arie, Eh. si dice, no? Così, volevo dire una cosa solo, ritornando quando ho cominciato a cantare. La prima volta io ho sentito tanti applausi, però la voce di mio papà che mi diceva brava Linda. Tuo papà non ti ha mai abbandonata, Ah, vero? È una poesia allora, quasi nella tua ancora vita. adesso, lui mi è vicino. Cioè tu lo percepisci la sua Sì, presenza. ha amato tanto la mia mamma, però Mhm. lui Un rapporto veramente, speciale. anche quando ho fatto, diciamo, questo CD, ehm, Fabrizio Bottega, che è un bravissimo pianista, fisarmonicista, c'è Che del ti ha suo. inciso poi il Sì, CD, vero? E sì, non è sì. tuo parente anche se avete lo stesso No, no, cognome. però ci conosciamo da Sì. tanto e abbiamo avuto tante cose in comune. Mhm. E, anzi, ieri le ho telefonato e ha detto Che che ci seguiva venerdì, sì, oggi. sì, 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 sì. sì. E basta, poi ho chiuso con tutto, c'era sempre la radio che mi seguiva Mhm. e a un certo punto ho trovato la forza di liberarmi Da da quest'uomo, da questo quest'uomo, giogo, sì, perché comunque per 28 anni perché lui ti aveva fatto lui, scegliere lui al posto della musica, sì, però era un amore che ti dava dolore, ma perché insomma, tanto, tanto. tanto dolore hai sopportato Lui mi davvero. aveva proprio, io a 30 anni, 33, io non ero più niente. Facevo i lavori di casa, insomma. Ti aveva annullata purtroppo Sì, come sì, sì, donna, però per ecco. fortuna, parlando di forza delle donne, Sì. poi hai trovato Allora io il modo di cominciavo a reagire. ammalarmi Mm. e andare dentro e fuori dalle cliniche. Quindi anche tu, come, in modo diverso, però come Rosanna, hai Io dovuto sopportare la avevo la malattia. famosa malattia dell'anima, Mhm, la che è la depressione, depressione, sì. che chi l'ha provata è Sì, sì, terribile, lo so, è vero, me l'hanno detto persone è con cui ho terribile. avuto modo di parlare, E ho toccato il depressi. fondo tante C'è volte. chi non ce la fa, tu ce l'hai Ecco. fatta, vero Linda? Allora l'ultima volta il professore ha chiamato i miei due figli e ha Mm. detto o voi tirate via la mamma da quella persona perché lui non guarirà mai, oppure vostra mamma Rischia rischia di tanto. annullarsi del tutto. E allora mio figlio, poverino, si è sposato. Mm, Invece mia figlia è rimasta con me. Io ho cominciato a fare dei lavori duri mm. per mantenermi, per mantenere gli avvocati. Sì, perché dopo ti sei separata da tuo marito. Ma quando ho conosciuto Orfeo, Per fortuna poi ti sei innamorata di questa ecco, ho persona stupenda che è il tuo attuale conosciuto marito. Orfeo perché avevo male, lui è fisioterapista, Mm. mi ha fatto le terapie nelle braccia, Quindi Galeotta fu la terapia. sì. Per E fortuna, lui dai. si è dichiarato che a un certo punto gli ho detto, guarda che io, perché andavo alle 2 del pomeriggio, poi andavo a lavorare, e mi diceva, era il tempo che c'era quella neve alta, Mhm. mi ha detto dove va questa signora a quest'ora, io le ho spiegato, le ho detto guarda io accetto i tuoi complimenti, però io ho fatto una vita terribile, adesso io voglio solo star tranquilla. Sì, avevi anche paura a rimetterti in gioco, Certo, vero? Mi hai detto certo, che Orfeo ti ha conquistato con la con la dolcezza e la dolcezza. galanteria. Sì, sì. Allora io ti ringrazio Linda davvero perché ci hai reso partecipi nel nostro salottino di Sì, fatti sì, anche tuoi molto privati e sì, l'hai sì. fatto con molta delicatezza. Ci ascoltiamo la prima tua canzone, poi se abbiamo tempo leggiamo anche la poesia per tua Ma sì, nipote, sì, perché ho il terrore davvero di questo tempo che che fugge fugge. e non vorrei Può- mai. possiamo sentirla un pezzettino, No, allora chiedo al come regista Triste di Venezia. mandare appunto l'audio della Mm. tua prima canzone come Triste Venezia, no? Questa canzone stupenda, eccola. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere e non si può più. Come triste Venezia, se nella barca
barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lui. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma loro non sanno che ormai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera alla laguna, se si cerca una mano e non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha visto mio e non ti vede più. Addio gabbiani in volo che un giorno salutaste, due punti neri al suolo, addio anche da lui. Trovo triste Venezia, soltanto un anno dopo, troppo triste Venezia se non si ama più. Ci ho messo un po'. Grazie, grazie. Io mi commuovo. Ma no, hai commosso tutte noi. Si Sì, sente- ecco, allora, ci hai messo il cuore. se mi hai dentro. permesso, mi permetti di dire che, malgrado una certa età, a 40 anni, io ho ricominciato a vivere. È un messaggio importante che vogliamo dare appunto a tutte le donne. Di avere che la sono state forza male, di non come tu. lasciarsi andare. Io mi sono sempre voluta bene, Brava Linda. come me le voglio tuttora. E infatti vedi, ti Ecco. commuovi, sei dolcissima, Sì, vedi. Ma grazie. vedi che quando ti vuoi bene poi la vita ti fa delle sorprese, Sì, no? Hai sì. trovato Orfeo che è qui Sì, fuori sì, sì. che ti E aspetta. ti ringrazio per questa occasione, perché grazie a Rosanna, che è una mia grande amica, Certo. Mi fai che mi commuovere ha, anche a me, guarda che che mi ha, mi mi si ha annacqua l'occhio. ospitato con un altro CD, lei mi ha ospitato. E anche questa volta, Bene, quindi hai inciso 2 CD. sempre da Radio Cooperativa assieme a lei. Vedi Ecco, Rosanna, e è bello contare anche quindi su questa vostra bella sono amicizia. molto felice. Si vedi che sprigioni, Sì. irradi luce. Non sono stata capace. E adesso vabbè, ma è bello, vedi, Mi faccio il una licchino, lacrimuccia ti Rosanna, rende no? ancora più simpatica, dai. Vuoi leggere anche la Perché io poesia? sono quel Sensibile. famoso Pierrot. Esatto, hai detto, abbiamo visto infatti mentre c'era questa musica bellissima, Perché si è in visto quelle le tue canzoni foto. sono molto tristi. Sì, è Parlano vero. di amore perduto. E tu sei romantica e dentro hai un Grazie, risvolto Rosanna. anche di sensibilità Allora la vera Linda, forte. lei fa le poesie, io cerco di farle cantando. Ma si sente, siete un connubio perfetto, Sì, sì, davvero, mi avete sì, sì. emozionata Allora, tutte e io due. ho questa nipotina Sì, che guarda, voglio bene abbiamo giusto il tempo di a leggere la tua poesia. tutti, a tutti e quattro, perché sono i miei tesori. Certo. Perché io nella vita sono una casalinga, una cuoca, non Beati i disdegno. nipoti, vedi che Sì, sì, mangiano sì. le tue bontà. Sì, sì, non... E a questa nipotina che mi dice: nonna, ti amo. Serena, vero? Sei Serena, affezionata sei alla mia tantissimo. morbidona. È vero che sei Sì. morbidona, E proprio ieri Linda. sera è venuta e ha detto: voglio dormire da te, nonna. E allora salutiamo anche Serena, sperando Ecco. ovviamente che ti stia guardando, Sì, vero? ci sarà Tutti i tuoi senz'altro. cari ti stanno Allora guardando. questo è il 22 maggio, che compie gli anni, del 2007. E io così un attimo, vedi? Sì, su un foglietto così. Allora, nata di maggio, mese delle rose, tu, esile bocciolo bianco, ti stai aprendo alla vita, bella, armoniosa, buona. Nei capelli e negli occhi hai raggi di sole. La tua piccola bocca si apre al sorriso, difendendoti da questo mondo difficile. Serena, il mio augurio è che tu
profumi sempre d'estate, anche d'inverno. Che Buon meraviglia, compleanno la tua nonna. Cara, Strampalata, bellissima, dico. bellissima, ma che nonna meravigliosa. Grazie. Mi avete emozionato tutte e due, Grazie. davvero Rosanna con la sua Grazie. infinita sensibilità e bravura e Linda altrettanto con questa anche sua Grazie. dolcissima paciosità e sensibilità, davvero Grazie. come dice la tua nipotina Serena, è vero che Sì, sei sì. dolce e morbidosa. Non togliendo niente agli altri, No, certo, insomma, ogni Però nipote lei... è fantastico, però Sì. lei in particolare, Sì, insomma, sì, te sì. la senti vicina, quindi Sì, sì. salutiamo ancora davvero Sì, Serena e sì. tutti i tuoi cari e Sì, tutte le sì. persone Sì, che ti sì. stanno Salutiamo guardando. So che tutti. tanti Senz'altro. amici vi stanno Sì, seguendo sì. oggi, Tutti che quelli che vi ci vogliono bene. bene, sono proprio tantissimi perché ve lo meritate. Speriamo. Allora, Grazie. siamo purtroppo arrivati, ma vi avrei tenuto per altre ore e ore, quindi chissà, combineremo presto un'altra puntata magari, Grazie, che avete grazie. troppe cose belle da raccontare, mi avete subito fatto volare la puntata e mi avete anche fatto annacquare l'occhio, ve lo dico, perché quando io vedo la lacrimuccia mi viene pure a me spontanea. È più forte di me, ma è lacrime di tenerezza, Una lacrima sul viso, come cantava, no, Sì, Bobby sì. Solo, se non Sì, sì. ricordo male. Sì, Bobby Solo. Allora, in chiusura mostro nuovamente questo libro toccante, coinvolgente, emozionante di Rosanna Perozzo, edito appunto da Editori del Veneto, che è l'edizione Scantabauchi di Walter Basso, Lo tsunami sopra il cuore. Davvero lo consiglio a tutte le donne in particolare che hanno vissuto questo dramma del carcinoma al seno, del tumore al seno, ma non solo a loro, davvero un libro che rende conto di una forza interiore immensa. Oggi appunto Rosanna lo dimostra perché è qui che ce lo racconta e il 26 marzo sono 3 anni e noi siamo felicissimi di vederla qui sana, bella e sempre sensibile e più poetessa che mai, davvero. Ti Allora, ringrazio tantissimo, sai Damiana, tu fi- sei meravigliosa proprio. no, Sì. grazie, dai che mi fate No, commuovere. no, veramente. Io sono felice di avervi avuto Sei davvero qui. veramente una cara persona. Io vorrei il tuo cognome. Schirru. Tu non sei veneta. Eh no, sono mamma veneta, nata in Veneto, ma il papà è sardo. Sarto, ho Eh detto sì, io. d'altronde sono mista. Sì, sì. Sardegna. Scusami la curiosità. Figurati, ma si sa che gli accenti, che i cognomi quando finiscono con la U Sì, spesso sì. sono sardi. Sì, sì, Stupenda la perché... Sardegna. Eh sì, infatti ho la fortuna, avendo questa origine, di andarci spesso e Spesso. sempre, sempre volentieri. Beh, bene. Certo. Allora, siamo arrivati appunto purtroppo alla chiusura, ma insomma dopo staremo insieme anche fuori onda, noi ci Sì, andiamo a bere va un bene. caffè Sì. in compagnia. Quindi amici, salutiamo e ringraziamo la nostra Linda Bottega che ci ha deliziato con la sua voce stupenda e grazie davvero anche per i vostri racconti, le vostre storie così umane. E Rosanna Perozzo, poetessa, scrittrice, l'ho detto, di fama internazionale. Adesso ci vediamo insieme, una rubrica Amico Fisco, perché si passa insomma dalla poesia anche alla realtà che è fatta anche di fisco Sì. purtroppo e io auguro a tutte voi e anche agli amici che ci seguono da casa, ai vostri amici, un fantastico fine settimana. Spero vi sia piaciuta questa puntata così particolare, a me ha emozionato ed era un modo per chiudere la settimana con un tocco di emozione. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè con altri ospiti e altri caffè insieme. Vi lascio con Amico Fisco.